Abbiamo Federico Dalle Due Carrare, provincia di Padova. e un altro Federico. Dall'Istituto Salesiano Bearzi, Udine. Ecco, loro due sono stati due ragazzi che hanno partecipato ai workshop, sono venuti qui da venerdì e hanno realizzato insieme agli artisti lo spettacolo che è andato in onda questa mattina. Federico, cosa vuol dire per te partecipare a una manifestazione di questo tipo? Beh, è una grandissima occasione, un'occasione per mettersi in gioco in tutte le sue forme. Io personalmente ho scelto il discorso del canto quest'anno, mettendo a disposizione una passione che è dentro noi per fare una cosa così grande ma anche semplice allo stesso tempo. Anche per te Federico, tu hai cantato una canzone che anche aveva un testo significativo. Cosa vuol dire cantare determinate parole davanti a 4.800 giovani che più o meno hanno la tua stessa età? Per me vuol dire trasmettere, e trasmettere vuol dire sia anima che anche con il corpo, effettivamente. Cantare davanti a 4.800 persone, Senza contare le migliaia di telepace. Esatto, secondo me vuol dire veramente tanto. È un'emozione. E allora proprio loro abbiamo visto che nonostante siano su un palco, sono su un palco però per un giorno, non lo fanno di professione ma mettono a servizio di questi giovani quella che è la loro esperienza, perché dopo quello che faranno qui lo riporteranno nelle loro parrocchie, negli loro oratori, nelle loro scuole, per dare anche ai compagni che sono rimasti lì quello che loro hanno vissuto. Bene.